Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo le zeppole di San Giuseppe, quelle classiche napoletane con la crema pasticcera, l'amarena e così via. Soltanto che faremo due variazioni sul tema pasta choux, perché invece di farla al burro la faremo all'olio. Pensate che originariamente la zeppola napoletana è fatta con lo strutto, poi si è adattata col burro e noi invece la facciamo all'olio, quindi la rendiamo ancora più leggera. E poi faremo sì la crema pasticcera, ma con l'aggiunta di panna creeremo una crema chantilly all'italiana. Questa ricetta è adattabile anche a chi ha problemi di intolleranza al lattosio. Già il beignet, quindi la pasta choux, è chiaramente senza lattosio, non avendo il burro. La nostra crema pasticcera o la facciamo con un latte senza lattosio o con delle bevande derivate tipo soia o mandorla, e con la panna mettiamo una panna vegetale, quindi adattabilissime. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per la nostra pasta beignet all'olio ci serviranno 150 g di acqua, 75 g di olio di semi di girasole, 1,5 g di sale, 88 g di farina 00 e 185 g di uova intere. Per le uova considerate che ne possono andare di più e di meno a secondo quanto la nostra farina è secca, quanta umidità all'interno e quanto è assorbito dalla nostra acqua. Con questa quantità verranno all'incirca 8-9 beignet un po' più grandicelli, di circa, quando li formiamo, 5 cm. Ci serviranno anche amarene e zucchero a velo per guarnire. Per la nostra crema pasticcera, che diventerà una crema chantilly all'italiana con l'aggiunta di panna, ci serviranno 200 g di latte e 50 g di panna, 2 tuorli, 40 g di zucchero semolato, 35 g di amidi, divisi metà amido di riso e metà amido di mais, la buccia di un mezzo limone, ci servirà la buccia intera perché la metteremo nel latte, della vaniglia, scegliete voi se usare un pizzico di vaniglia questa in polvere o della vaniglia in bacche, quindi ne prendete un quarto, oppure se proprio non avete nessuna delle due usate della vanillina. E in più ci servirà della panna che monteremo per creare la nostra crema chantilly. Nella lista degli ingredienti vi metterò esattamente quanta panna serve per la nostra quantità di crema pasticcera. Mettiamo l'acqua, l'olio e il pizzico di sale in una pentola. Io preferisco non antiaderente, così controllo quando incomincia ad attaccarsi, a farsi la patinetta che è tipica della pasta beignet. Portiamo non a bollore, ma quando incomincia a fare delle bollicine intorno, allora vuol dire che è il momento di buttare di un sol colpo la nostra farina. Ora che incomincia a fare le bollicine intorno, vedete? Io prendo la farina e la metto di un sol colpo e incomincio a girare. La giriamo fino a quando non diventa una bella palla. Non serve farla stare tanto sul fuoco, finirà la sua cottura poi nel forno. La stiamo solo pre-gelatinizzando. Facciamo una bella palla, si incomincia a fare un poco di crosticina intorno alla mia pentola e sulla base, quindi una patina, il che vuol dire che la nostra pasta è pronta.
Ora la facciamo intiepidire e poi incominceremo ad aggiungere le uova. La leviamo dalla pentola, la mettiamo in un contenitore, in un vassoio. Allora, adesso che si è un po' intiepidito, se lo fate in planetaria fatelo con la foglia, perché sennò si attacca tutto alla frusta e diventa una cosa problematica. Per farlo raffreddare in planetaria basta metterlo nella nostra ciotola, azionare la planetaria, vedrete che il fumo si alza dalla nostra ciotola e vuol dire che si sta raffreddando. E adesso, un po' alla volta, io lo faccio a mano perché non è molto, aggiungiamo il nostro uovo. Quando facciamo la pasta asciutta bisogna tenere sempre conto di quanto il nostro alla fine è una sorta di pastello, no? Quanto assorbe di uova. Vi do una grammatura, però vi dico circa, perché può darsi che non le assorba tutte o che ce ne vogliono ancora. Quindi è importante questa cosa. L'impasto deve essere abbastanza solido, nel senso deve essere come una crema pasticcera, però una di quelle creme pasticcere belle corpose, quindi deve scendere a nastro ma molto 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 lentamente. Deve fare una sorta di V, però questa V non deve cadere subito, perché se no vi ritrovate quando poi andate con la sacca a poscia a fare la vostra zeppola o il vostro bignè, che si spatascia al suolo completamente sulla nostra teglia. Io userò un tappetino forato, come vi dirò dopo potete anche sostituirlo con semplice carta forno. Io sotto al tappetino forato, visto che non ho una teglia forata, metto un foglio di carta da forno per evitare che attacchi comunque alla teglia. Continuiamo. Fino a quando non si è assorbito del tutto quello che abbiamo messo, non aggiungiamo altro uovo. Ho messo la mia sacca a poche con una bocchetta, io la prendo un po' più piccola, la prendo da 5, c'è chi usa anche quella da 8, ma io preferisco quella un po' più piccola, e inserisco il mio impasto. Per comodità ho anche, vedete, preso un bicchiere, quelli da mini pinner, in modo che non mi sporco le mani ed è più veloce il riempire la nostra sacca a poche. Ho messo un tappetino microforato sulla mia teglia e sotto carta forno. Se non avete il tappetino basta solo la carta forno fermata ai 4 lati con un po' di crema. Un giro, 2 giri e stop. La rifacciamo. Un giro, 2 giri e stop. Ne verranno 5. Inforniamo. Forno statico, valvola aperta, 200 gradi per 10 minuti. Se non avete la valvola mettete o una pallina di stagnola o un cucchiaio per tenere leggermente aperto il vostro forno. Poi abbassiamo a 175 gradi e facciamo cuocere per altri 30-35 minuti. Devono venire belli dorati. Poi li lasciate in forno così come sono a raffreddare. Ho messo il latte e la panna a scaldare con la buccia del nostro mezzo limone. Mi raccomando, non prendete il bianco, prendete solo il giallo della buccia e lavatelo il limone. Qui abbiamo il tuorlo a cui aggiungiamo il nostro zucchero. Girate subito, altrimenti cristallizza e vi rimane tutta una bottiglia e non lo recuperate più. Poi aggiungiamo i nostri amidi. Setacciate anche questi sempre. E aggiungiamo, io preferisco aggiungerlo qui, la vaniglia, un pizzico di vaniglia.
Giriamo, non c'è necessità di montare. Ecco qui, il latte è caldo, lo verso nel mio uovo, non vi preoccupate, non succede niente perché lo zucchero non lo fa aggrumire. Ora mi levo anche le buccette del mio limone. E rimetto in pentola e poi di nuovo sul fuoco. E ora di nuovo sul fuoco. Appena si addensa la leviamo e la continuiamo a girare fuori dal fuoco. Adesso me la metto in un vassoio o in una ciotola, scegliete voi, con pellicola a contatto. La faccio raffreddare un po' e poi la metto in frigorifero. Ho unito alla mia crema pasticcera 80 grammi di panna semimontata dall'alto verso il basso lentamente. La mia crema pasticcera è in totale 250 grammi. Poi la rimettiamo in frigo con pellicola a contatto. Abbiamo creato la nostra crema chantilly. Adesso che le zeppole sono raffreddate, io mi sono riempita la mia sacca à poche con la crema chantilly e le incominciamo a preparare. Mi sono preparata anche le mie amarene che ho messo su un po' di carta assorbente per evitare che lo sciroppo in eccesso possa sporcare le nostre zeppole. Riempiamo, a un certo punto sentiremo che la nostra crema fa pressione praticamente. Quindi vuol dire che sono belle piene. Ecco qui. Adesso mettiamo la nostra amarena. Adesso non ci resta che spolverizzare le nostre zeppole con un poco di zucchero a velo. Ecco le nostre zeppole all'olio e crema chantilly all'italiana, pronte per essere servite. Io ho messo una piccolissima foglia di menta per dare un po' di colore e anche un po' di freschezza. Buon appetito e buon dessert a tutti!